Allora, Gianmarco, bentornato nell'orrore. Ma io ho acceso un microfono, sì, tu no. Ah no, che sono andato di là e giustamente si è staccato. Okay, Allora, ci siamo? Gianmarcone, Sì. connettiamoci con Twitch, ora in compagnia, Villa del Mistero. Manu, tocca a te. Era già chiusa prima. Oh, Ehi! stronzo, dov'è? Ehi, aspetta un attimo! Allora, guarda tutto quello che Stan! vuoi. Detto strunzo? No. Ah, Stan ha detto, Stan. scusa, ho sbagliato, errore mio. Ya, non Sembrava c'è proprio niente. fatto apposta. Dai, vabbè. Facciamo finta che ti credo. Niente. Bibius. C'è il Joker giù. Sì, o il Green Goblin. C'è il uno dei Joker due. o il figlio di entrambi a sto punto. Che cazzo di risata è? Niente, Gianmarco. Ah, aspetta, metto la chat. Ok. Aspetta. Ah, vai tu. Vai. Sgrondel. Niente, Gianmarco. Grodati. Vabbè, ci Vabbè. abbiamo provato. Sì. GG per noi. Allora si va per forza dall'altro lato, Gianmarco. Gianmarco, attento ai killer. C'è una televisione. Esamina il televisore, Gianmarco. Augustin deve averne di segreti, se le servono così tante serrature. Serrature. Francese, serrature. No, è solo TV. Che ci fa qui? Vai Gianmarco, vai. L'hai spento. Il problema è mo che ti giri. Gianmarco. Che ci provo. No, Gianmarco, no. Tipica TV da corridoio, Sì, esatto. chiunque ce l'ha così. Vai, Gianmarco. Vabbè, è un problema le luci. Gianmarco, la villa è vecchia, può succedere. Sì, a me non ho paura. Subito a pensare all'entità cattiva che ti vuole uccidere. Niente. Allora, solo perché uno ci ha tagliato in due e l'altro è stato... Stan! E Stai tagli, facendo Gianmarco. pausa bagno, per caso? Stan secondo me è scomparso un attimo, Gianmarco sui topi che si rosicchiano. Esatto. Sì, è una villa grande, capi? Non c'è mai nessuno. Quale sarà il lato sbagliato? No, quello dove c'è Satana. Gianma, se vedi Satana, scappa. Vediamo se qua è tieni premuto. No, questa è bloccata. Questa provincia è già bloccata. Forse da dove stavamo venendo? Non lo so. Ok, allora è dall'altro lato. Sì, bisogna seguire le luci accese. Qualche entità ci sta indicando la strada. E non strillare. Gianmarco. Gianmarco. Pratiche occulte. Proprio quello Guarda che mi sopra. serviva. Sì, Gianmarco. No, Gianmarco, devi scendere giù, non ci sono indizi. Agostino è devota a un'entità divina. Sì. Divina nel senso che produce vino? Ok. Se ne si sta facendo un piccotto tattico in bagno. Non penso sia il momento adatto. Non questo. Hanno tutti questo macchinario in casa. Ma che postura! È normale trovarlo. È bello. Allora, qualunque cosa c'è là dentro deve restare là dentro. Chi è? Lozzi, questa è la tipa che è entrata nella porta, Lozzi dimensionale, l'altro tuo PC. Viva là! C'è nient'altro? Gli occhi si fondono anche le linee temporali? Sapevo che tutti i ricchi bastardi hanno una stanza come questa in casa. Sì, ma pure Reagan ce l'ha, sono sicuro.
Sgrondels. Ma però qualcosa deve esserci in giro, già ma... No, boh, qua niente. Ah, sì. Devo assolutamente spegnere questa Attento a non toccare la macchina che ti arriva il coso da capo e collo. Vabbè, sono due leve, a questo punto le tiro. Vai Gianmarco. No, niente, questo è bloccato. Prova l'altra, se no vedi prima sullo schermo se ti dice qualcosa. Ah, ce l'hai in garage, Reagan. E che cosa ci fai tu con una stanza così poi? Così per chiedere. No, io devi vedere prima la console in ordine. Sembra una specie di schema. Allora. Devi fare una strada sicura Ma come? dall'interno verso l'esterno. Gli altri cerchi li puoi muovere? Sto provando. Ok, ah, verso l'alto. Ok, devi fare una sorta di percorso. Ci ricarico il monopattino elettrico. Faccio esperimenti con la calma dei twiz. No, ma lascialo sta. Ma perché? Ma manco i morti fai stare tranquilli. Falli riposare in pace. Ma poi tutto sto casino per caricare il monopattino elettrico. Ma che cazzo di velocità fai? Sembra di essere in uno di quei film di fantascienza. Mio cugino ce l'ha, l'ho utilizzato, l'ho tenuto in custodia per un paio di giorni. Non so quanto tempo ci vuole una basetta del cazzo per caricarlo. Ok, è successo qualcosa? Gianmarco, sei È un buon genio. segno. Ho provato a comporre un'immagine. Ok, tira la leva Gianmarco. È un momento, lo. No, attento Tieni Gianmarco, il Ma raggio non della penso che mi fa morte. male, insomma. No, Gianmarco, sto gioco è cattivo, potrebbe essere stata considerata la cosa e... Ok. Sono Tarae. Ma è Bene, cambiato, ok, ora è sì che ci abbastanza siamo. facile. allora. Mancano solo 2 di questi aggeggi ad... Ecco, ribastarda. Quindi un portale temporale quella porta. Sbrondelissimo. Resisti! Ti tirerò fuori! Ma lo stronzo che faceva la voce delle ragazze. Aspetta che Era mo c'è il così plot twist difficile esagerato. il classico interruttore. Adesso la trama si complicherà. Ok, ne manca uno. Devo farmi complimenti. Grazie, lo so. No, se vi trovate in una villa infestata, Come va lì dentro? date un colpo di telefono a Gianmarco. Domanda stupida, Dai, zitta! Aspetta un momento. È una bara mistica. perché è scattato l'allarme? Aspetta, là. Perché comunque non si doveva staccare sta cosa. Speedrun puzzle. Oh, ehi, sta roba Gianmarco. Ehi. Ma che quante cazzo di volte lo devo premere? No, forse è fatto difficile apposta. Merda! Vai Gianmarco, vai, concentrati. Vai, vai Ah, Gianmarco. ok, ma mo è salito molto più velocemente. Ma per scusate. creare la drammaticità Ah, dell'evento. ma è camorra! Hai convogliato l'energia nell'orologium. Che c'è un H davanti e un Ium alla fine, poi era Orologium perché è macchina del tempo. Sì, ecco qua. Mo esce Lo la fanno diva, sì. lo sì.
Eccola L'ho qua. detto. Ok, quindi anche viaggi nel tempo in questa trama, va bene. Allora c'è un PG anche nel presente, ce l'hai. Sei fortissimo. Salve. E mo quando rivede la sua amica c'è problema. No, scopriremo. Ok. PT? No, no, ma poi tu eri nella casa. No, però poi finiva così che ti faceva vedere un po' di Silent Hills. Cedar Hills, Main Street, 1980. 1980. Nel frattempo, i ragazzi saranno tornati in città. Uno è stato il tuo. Brutta fine, Gianmarco. Povero ragazzo. Capito? Tu l'hai potuto uccidere. Questo è il karma per quello che fa il dottor Ma io volevo Mercury. salvare la sua ragazza. Va tutto bene? Oh, Signora, vai via. niente, io Sì, lui sta cercando il father, questo Ti sì. aiuto? sto bene. Tranquilla. Aveva detto dobbiamo Sembra avvertire ci mio sia padre. qualcosa. Sto cercando mio No, padre, signora, lo sceriffo. tu sei la signora, hai Lo capito? sceriffo? Sì, l'ha visto. Oh, beh, sì. Ah, dove? Beh, un po' ovunque, alquanto spesso. Riesce sempre a infilarsi nei posti più strani. No, signora, Ma quanto tempo fa era qui? Poco fa o di più? Oh, direi più di un minuto e meno di una vita. Signora, stai per avere una capata in bocca. Sì, vabbè, grazie. Ma Bra- figurati. Bravo, Regan. Sì, no, Regan, non è Mi che ti riferirò puzza. che lo stai cercando. Lei abbiamo visto che è una vabbè, bastarda. lei sta andando proprio contro direttamente. L'ho visto che mo dovrebbe toccare a me. Ah, pensavo toccava a me Non nel giochi più tu, passato. la zia, è finita. Va bene, va Cioè, bene. io avevo insomma. scelto pure 2 PG, tu 3. Vabbè. Sequenza un po' inutile questo. Mi rendo conto. No, forse se era vivo Vabbè, l'altro papà. si poteva fare qualche altra cosa. Magari sì. Credo siano passati di qui. Nulla è come sembra in questo posto. L'abbiamo trovato, è qua. Come ti ha convinta, Linda? No, vabbè. Cosa ti ha offerto? Sì, no, non ti preoccupare, Regan. Ma c'è stato un attimo un taglio. No, non lo voglio. Non gli voglio mettere ansia addosso, Ok. onestamente. Dio, Fra a parlare, no. Che chi se già sta scoppiata. Però poliziotto sa qualcosa che noi non abbiamo lo ancora so, visto. però sta scoppiato. Oggi questo sclera, c'ha un ferro, è pure un poliziotto ed è di colore. Quindi Quella con i avete una- demoni, film che fa impazzire tutti, pistola in mano, scappa il colpo, ok. No, poi succede un casino. Meglio evitare. Ha promesso libertà. Diventa Shining ed essere rincorsi nella villa è un attimo, mettiamola così. Ogni singolo giorno dopo il film è stato una tortura. I sogni. Io dormo poco. Riversavo tutto quanto nei miei film. Come un trofeo. Ma dopo 30 anni così... Non sarà stato diverso per la parte di Robert. E Augustin ha detto che se le dai la pellicola... Non posso distruggerla. Augustin è la mia salvezza. Vuole anche le altre credi. 2 parti. Di Stan e dell'altra. Si chiama Maddie. È la figlia di Bonnie. Ah, ok, la sorella del tipo che è morto ha avuto la figlia. Che? Ok. È assurdo. Lo so, finché non la guardi bene. Ah, giusto, che è la ragazza qua. Sì, Esatto. giusto. Madison. Fossi rimasta in contatto con Bonnie. È troppo tardi. Tardi? Bonnie è morta da poco. E Maddie ha avuto la sua pellicola. Ah. Beh... È un peccato. Vabbè, Sam, non ti vedo proprio dispiaciuto, onestamente. Io aprirò tutto. Prima o poi tu me lo metti nel culo che io non ho aperto una porta e mi dirai, scemo, non hai provato ad aprire la porta 27. Vabbè. Io non mi arrenderò. No, mai arrendersi. Che intendevi dicendo che tutto è per Cedar Hills? Ho detto che è per ciò che è successo a Cedar Hills. E che sta succedendo ora. Cosa succede ora? Lo stesso di allora. Ragazzi dentro l'acciaieria. A filmare. Oh, Ma non esiste da anni.
te l'ho detto, io non li conto più gli anni. Cristo, dai, non so. Sam! È da quando vede, sei sì, che arrivato questo che è non pure- sei Eh. sincero. Mi spiace Però dai, dirtelo, si sono accese le ma luci. non ho mai mentito. Io continuo. No. Grazie Sam per la torcia. Qua c'era la TV. Tutto scena. Che c'è? Ecco. Gira la Ah, testa. niente. Ecco qua. Sto bene. Bisogna trovarli prima che il cielo si sta di Eccola, nuovo a posto. piegando e... Così. Puoi prendere la pistola o il diario. Non lo so. Brutto. Scelta tua. Diario. No, io voglio prendere il ferro, questo si impressiona. Voglio solo leggere un po' qualche cosa che c'è sul diario. Non mi sparare, ti prego. Sento se ti fa fare qualche minigioco. Io mi confondo con questi tasti di merda. Guarda, oggi l'ho già vista, team a team l'ho già vista. La maggior parte è quello. Mamma mia. Ok, Gianmarco, cosa hai scoperto? C'è l'uncino. Ok, aspetta, penso che ci abbiamo poi le informazioni, si capirà. Oh Gianmarco, ottimo. Ottimo. Non so se cambia qualcosa a farlo là bianco, però. Dovrebbe essere un bonus in più, magari si sblocca qualcosina. Sam, Sembra tu non... appunto, stai stavo bene. dicendo. Non va bene sta cosa. Troviamo Augustin. Subito. Sam, fermati. Ah, starò bene. Allora mi aiuterai a trovare Augustin o vuoi fare da zavorra? Oh. Sì, io c'ho l'indizio. Ok. Gli indizi li voglio usare. Ci ho fatto anche il minigioco, me lo so Che strameritato. cazzo, mi ha detto che me lo so guadagnato, infatti, mo fammelo usare. È un bene o un male Non dire lo so. questa cosa? Non lo so, ma Intanto è... pensa, pondera. Non era un'opzione che sarebbe uscita, quindi la voglio usare. Ho letto il tuo diario. Cosa? Ciò che hai scritto. Ti serve aiuto, lo sai. Mi serve il tuo aiuto. Adesso. Ti aiuterò, ok? Ma prometti che vedrai qualcuno una volta finita. Sì, Promettilo. prometto. Se l'è presa perché credi che stia vaneggiando. Ok. No, questo è brutto segnale, questo qua. Forse là sotto il fatto dell'orologium? Sam? Sam. No, Lozzi, però non mi piace sta situazione, mo frate. Gianmarco. Ehi, dove diavolo sei? Sam, e dai! Dove diavolo sei? Sceriffo Green! Oh, attenzione. Aspetta però, questo è segreto. Aspetta. O magari è il posto per andare proprio avanti. Sì, è per andare avanti. Niente, volevo vedere se c'era altro, ma mi ha truzzolato. Sam! Puttanaccia, quanti libri. Ok. Il sondaggio di sto gioco funziona come il cazzo della Marcuzzi. In che senso? Ma perché c'è il cazzo? Non la sapevamo sta cosa. Allora, Gianmarco, per lo sono tanti film, tante bobine. Allora, questo è il solito coso, si apre giusto per la lore. Ok, noi stiamo cercando ma non li stiamo trovando. Il significato? Allora, Questo ce l'ha. muro. Tutte persone uccise da sto culto, da sta situazione. Non va. Oh, aspetta. Murder Mine. Era Murder Hill. Quindi mo questo è un altro film, qualcun altro che ha fatto un film. Esiste una versione completamente diversa di Murder Mill. Premi più, start, quello a destra. Vediamo un po' un attimino. Ok. Eccolo qua.
Ah, ci manca qualcosa. Scritto Murder Mine. A quanto pare la tipografia mandata ad Augustine un lotto difettoso. E ora cosa indosserà mai il suo fan club di una sola donna alla proiezione? Un po' di eco. Ah, oggi non c'è. No, ok, no, niente, ho flashato. Niente. Aspetta. Vai. Ok. Ok, dovrebbe sentirsi bene. Facci e sapere, dovrebbe Regan. essere resettato. Queste le abbiamo viste, vediamo se qui in mezzo. C'è uno sgrodolino. Un braccio finto con la pompetta per il sangue. Questi sono tutti oggetti di scena. Sì. Agostino ha una collezione di oggetti di scena leggermente diversi da quelli di Murder Hill. Massacro al cinema per un film malato. Ok. Una proiezione del film Murder Mill? Quella di cui già abbiamo sentito prima. Non è mai successo. Questo Questo cos'è? multiverso? Allora, Gira il documento. stavo leggendo. Ah, ok, no, pensavo già avessi finito. Minchia, Frank Stone, ok. Ok, scendi giù. Aspetta. La stessa cosa che abbiamo sentito prima. Questo è un pochettino più nel dettaglio. Però lei non ricorda che il film è stato fatto vedere anche lì. Quindi o è un multiverso e qui ci sono oggetti provenienti da realtà simili, quindi la maglietta è reale perché c'è il multiverso dove il film si chiama così e c'entra qualcosa la videocamera. Sì. Questo è sempre il pompetto finto. No. Mi sa che L'infermiera, l'infermiera. il Pensavo che la gentile tocco situazione della non morte. potesse farsi... Va bene, come se avessimo accettato. Topperia missile. A posto. Sempre. Ok, sulla scrivania appunti importanti. C'è una lampada. Alan Wake. La lampada sembra non appartenere a quest'epoca e a questo luogo. Qua si andrà avanti dopo. Ok. Bonnie non c'era in questa scena. Ma era Chris. Che c'è lei? Sono varie versioni. Ok, come si è. Qualcosa non Cioè, va. come funziona questa cosa? Non va, no, qualcosa non va. C'è il multiverso di Dead Non by è quello che Daylight abbiamo che ripreso. coinvolge varie versioni di sta storia. E no, togli brutto. Quindi c'è qualcosa di molto strano. C'è qualcuno? C'è qualcosa? Someone in there? Murder Mill. Quante copie esistono? Però questo è Murder Mill. No, Murder. No, come si chiama? Murder Mill. Murder Mill. Ok, non devo che mi chiama Murder Hill. Ci sono tante versioni del film. Queste sono tutte versioni dello stesso film. Mo escono tutti i killer di Dead by Daylight tutti insieme e ti pushano. Perché in uno c'è Frank Stone, in un altro ce n'è un altro. Sì. Insieme a Boss. No. Non c'è. Regan, per favore. Non c'è. Terra 6113. Multiverso. Preso proprio dalla roba Marvel. Multiverso confirmed. Scoperta. Ehi, Ah, Calma. che stai facendo?
è priva. Aspetti, scusami. Sì, Ti sembra riguarda premi start, vallo a leggere nel dettaglio. non Aspetta. posso fare niente da qua. Fai no. Logan Chen. Sì, sì, Come ovvio. parte la domanda? Metti pausa e vediamo un attimo Vediamo. i dettagli. Che cazzo è Logan Chen adesso? Quindi in un'altra dimensione facciamo parte di due fazioni diverse? Mamma mia, sta facendo... Quindi mo questo Sam di che universo è? Non lo so. Siamo messi in un brutto guaio, Gianmarco. Chi è Logan Chen? Ok, Linda. metti pausa. Perfetto. Ok. Linda. Allora, fai un attimo l'infermiera. Signorina Sally Smithson. Crotus Pren. Veramente, mentre di vista è molto figo. Allora, narratore. Una lettera iniziata da un certo Logan Chen. Una vendetta di seme, un fruttuoso, ok. E mo glielo dice forse, ci senti, presente multiverso? Tada. Braccio finto. Ecco, pure questo è diverso. Sì, scena alternativa. No, Ok. non posso ok. Provare a mentirmi. Tu mo ci devi Ho degli fatto FPS e delle stronzata, risposte. No, aspetta, Ok. ma si sblocca. Ecco qua. Quando ho ucciso Andiamo a fare Frank il live. Stone nell'acciaieria nel 63, credevo fosse finita. Stavamo all'inizio del gioco. Ma da allora No. niente ha più avuto alcun Bravo. senso nella mia vita. Io via, ti Né spacco in quella di controller. altri. Ogni cosa riporta Grazie, bello. a quella notte. Certo, l'ho ucciso, ma nel farlo ho intravisto la realtà. E Stone era solo una parte di qualcosa di molto peggiore. Percepivo di Oh, aver sì? solo Hai sentito rimandato anche tu? l'inevitabile. Cosa? C'è stato un... Che io Un ero movimento solo strano un sotto, banalissimo riflesso di ciò che era accaduto. E ho cominciato a impazzire. E questo mi ha condotto a Logan Chen e agli Imperiati. Chi sono Mi questi spiegano imperiati? cosa avevo visto. Ok, è un culto Cosa che devo sa di farci? questa cosa. Ci E dica cosa qualcosa anche a noi. dimenticare. Lo sai che sembri uno squilibrato delirante Vabbè, del tu cazzo, proprio vero? non... Cioè, hai visto versioni del tuo Tutto ciò film che mi non diverte esistono. affatto. Non c'è nessuna ricompensa per le mie azioni. Boh. Nessuna gratitudine e orologio d'oro. È solo una specie di vocazione. No, non sparare a nessuno. Guarda, te lo aspetta che giuro, mo ti dà la lordo. farei ammazzare, Basta Regan. mentire. Non sono una bambina. Né tu lo sceriffo. Sembri più vecchia Non di puoi lui, fare tra tanto l'altro, il è una roba prepotente assurda. con me. Linda, No, mi vuoi mentire? Bene, ma sappi che non sono un idiota. Riesco a vedere cosa vuoi nascondere. Credevi veramente che io non me ne sarei accorta? Dovresti avere più o meno 80 anni, ma sei poco più vecchio Ecco. di me. La cosa che Ho avevo detto, detto beh, l'altro, bravo. non mi trovavo. In effetti nessuna data nel tuo diario del cazzo coincide. Direi che è folle se non fosse che... Tu sei qui. È un'età sbagliata. Dovresti essere un po' più che stai vecchio. insinuando? Insinuo che potresti essere Sam Green. Ma non sei lo stesso Sam Green che conoscevo. Sei un altro. Vero? Allora perché gli dici che spara cazzate se poi è vero? È vero, tutto un bordello, è tutta misticanza. No, misticanza non c'entra Misticanza, niente, oddio. è un'insalata quella misticanza. Abbiamo visto l'altare per i rituali. Possiamo Un po' di switchare un misticanza po', c'è. figa. Per ciascun Voglio cammino mangiarmi un intrapreso polaretto. ne esiste un altro, intrapreso dall'ombra di se stessi. Un'altra realtà. Un altro Più mondo. uno. Mondi così vicini da confondersi tra loro. Capite? Le linee temporali da me scelte erano speciali. I loro confini indistinti. L'entità forzava i limiti del nostro mondo.
Non avevo davvero bisogno delle spoglie mortali di Frank Stone. Tutto ciò che mi occorreva erano le migliori versioni della sua Ma essenza. oggi ha 24 Intrappolate fps. su celluloide, proiettate a 24 fotogrammi al secondo. Ma comunque meglio della Switch. Frank Anche questo è Stone bello. rinasceva. Quindi Augustin lo vuole a Francuccio. Non è buona sta cosa, Gianma. Io paradossalmente credo che nella lore di Dead by Daylight questa entità forse sia una delle più forti che ci sono, dato che ha... Non l'ho mai seguito, quindi non No, ti vedendo so i dire. killer che sono fantasmi e cose varie, di nuovo nel 1980. tocca no, ti prego, dammi tregua. Sto giocando da 2 giorni solo io. Ma cazzo, sto guaglione non pazzi più. Vabbè, no, io comunque mi sto vedendo un film Ho intero. capito, ma fammi switchare, io ho l'ansia. Vabbè, tu sei viva, però tu potresti essere mo di attento al un'altra... quick time per salvarti. Ci provo, lo zio. YXAB, 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 YXAB. Non posso fare niente? Oh, aspetta. Oh, Bonnar. Ci siamo. Esatto, solleva. Esatto. Tranquilla, tutto Shh, zitta puttana! Ok. Telecamera. Vabbè. Giustamente. Cammini? Sì, andiamo. Forse dovresti fargliela usare a lei, dato che c'è la spalla distrutta. Ma giusto così, una virgoletta, Regan. Un po' d'acqua ossigenata e si tocca. Bacino sulla bocca quando Sta qua, guarisci. sta a posto. qua. Eccolo là. Riprendi ora. Ok, vai Gianmarco. Penso faccia da sola. Non sta funzionando? Ma io non ho fatto niente. Forse perché avevi Forse male al senza braccio. gancio succedeva un'altra cosa, Sì. magari, sì. Forse lo combattevamo là. Andiamo. E io come salgo? Mi devi dare una spinta? Qui. No, forse era meglio se salivi prima tu in realtà. Su che si sale. Poi stiamo come cazzo ti tira su. Ora tu. Grazie. Ok, vai. A posto. Grande. Ma è... Perché non dovrebbe Sì. potersi teletrasportare da sola? Non avrai anche me, brutto pezzo di merda. Ma era tuo fratello, non mi sembra il caso. Ragazze, andatevene un attimino da là, eh. Ok, non sale lui. Oh, Vado a prendermi il mio polaretto. Finalmente. Mo fa go away, che già mo sto a te. The House of Madness. E tu mo quindi sei nel presente con me? Io sono, sì, nel presente. Arriva subito. Io non mi fiderei di un muretto per scappare da una bestia demoniaca. Ma neanche noi, guarda. L'entità è giù, noi iniziamo a salire, distanziamoci. Stare vicino a tutti va bene, ma entità che ci vuole sicuramente uccidere, distanza. Wow, tranquilla. Cosa? Che diavolo è? Va tutto bene, va tutto bene. Tu non sei Bonnie? No, io... Bonnie era mia madre. La conoscevi? Come glielo fai capire? È la sorella del mio ragazzo. O devi essere tu a capire un attimo che hai viaggiato nel tempo, o non ti fa domande. Ok. Sì, lei è la sorella del mio ragazzo. Ragazzo? Jaime. Noi stavamo filmando e lui... Noi... Oddio! Jaime! Andy, forse mio zio, Jaime. Tuo zio?
Vedi? C'è questa cosa che cerca di uccidermi. Scusami, non ci sono stato io. No, tutto a posto. Sì. Wow. Cosa sta succedendo? Papà, Ratti! Che cazzo? Dio cane! Dopo che vi ho persi di vista, ho trovato questo posto e lei era qui. Ma come? Non lo so, credo che mi abbiano portato. Perché? Sì, sì, come cazzo si apre il polaretto? Stan, Con una forbice sopra, Ma vedi che dove c'è la cavolo. linea, Sei venuta con quindi si questo? riesce a romperlo con la credo di bocca. sì. Pensi possa riportarti indietro? Ok. Bisogna provarci almeno. Oh, sono buoni. Io ho assaggiato quello a pesca oggi. Quello l'ho preso anche io. Mo me ne pappo uno prima di mettermi a letto, almeno si combatte un pochettino il caldo così. Papà, Ratti! L'hai fatta? Ok, andiamo. Qua la pucchiacca. Mo c'ho Scusate. voglia pure io, ma devo salvare Adesso forse il sono destino lontanamente del di là. personaggio. Io devo Appena provare. finiamo. I miei amici sono in gravissimo pericolo. Io li devo raggiungere. Ovunque siano. Ti aiuterò. Prova a tornare dentro la camera o quel che è. Io intanto cercherò di capire come funziona. Starò di guardia in caso di... Certo, non avevamo dubbi. Sull'affare, vedi un interruttore? Sì, lo vedo. Ok, tu premilo. Oh, cavolo! No, si è rotto. Prova a colparlo. Aspetta, cerco su internet. Che cazzo è quel coso? Minchia, mi ero distratto solo un attimo. Scusa, hai ragione. È uno smartphone. Che cos'è uno smartphone? Ma se ci pensi, lo zio, che se non usava niente. No. Che Ok. faccio? Forse dovresti entrare. Quindi un personaggio con la plot armor ce l'avevi. Lei. Che di storia doveva per forza arrivare qua. Funzionato? Ok. Cambiato il destino. Chris ha usato il sarcofago con l'aiuto di Medi sperando di riuscire a tornare all'acciaieria. Avrà funzionato? Non scherziamo. Dobbiamo andare. Andiamo. Ne è uscito qualcosa di brutto da là, lo zio. No, zio, è la tipa. È la tipa incappucciata, è la bastarda. Questa è un'altra Augustin. Perché mo giustamente copie multiple dei personaggi, magari c'è pure qualche altra Augustin. Ma quindi tu mo torni indietro e ti trovi il cadavere del tipo? Tutte le strade devono essere percorse. Porta temporale, va bene, ha funzionato effettivamente. Ahimè. Perfetto. Ok, la cambia. Speriamo che ci sia già in questo, non so se c'è una sorta di timeline per seguire e per rifare la storia in alcuni punti in modo diverso e più facilmente. Sei single. Devo trovare gli altri. Doveva cercare un nuovo bicello. Mamma mia. Dio. Tagliato. Mi scegli sulla carcassa. È successo, vero? Forse un po' aggressivo. Cazzo. Comunque secondo me lo zio alla fine moriva in tutti i modi. Molto probabilmente sì. Secondo me lo acchiappava lo zio. Non lo so. C'ho ancora dei dubbi, ma forse può essere che doveva morire. Anche che tanto abbiamo visto che ci sono altre timeline, quindi da un'altra parte può essere vivo ancora. Magari A sto arriverà punto. anche lui dal futuro, magari che è diventato adulto
però di qua non possiamo salire sopra. Iniziato di Marvel, che fa sti bordello, mamma fa Va bene. Io non ne posso più. Io diventa difficile per me, Terra 617. Mannaggia, tu mo sei Enzo, ma Enzo oppure sei non lo so, l'Enzo dell'universo 23? E io come che poi faccio a giusto saperlo? 23? Mi piaceva. Pure C'è il nessuno. 23. Dimmelo. Non ero scemo, non ti preoccupare, non Ah, era ok, quella. no, stavo cercando di capire il Pure collegamento completamente scemo, ma te lo dico io a te, scemo. Allora, vediamo qua sopra se per caso esce qualche altra cosa. Oh, tipo, Reagan in chat, sarà Reagan o è Reagan di Terra 6129? Chi lo sa? Io come faccio a saperlo? Vediamo, Reagan, dimmi qualcosa che solo Reagan di Terra 616, cioè la nostra, sa. Dai, Ok. vediamo. No, di qua non c'è manco il Kaiser. Mi piace il cazzo. Perfetto, è Reagan Vabbè, allora, tutto a ok, posto. confermato. Tutto a posto. Cazzo confirmed. Molto bene. Allora. No, qua non c'è niente di nuovo e di extra, di qua non possiamo andare. Ma speriamo che ieri sera quello poi non ha fatto le sue cose quando l'abbiamo lasciato e non ha fatto il cuore. Io mo ci stavo pensando. Abbiamo intossicato un povero ragazzo, un povero amico di Setti. Speriamo. Va a vedere che hanno chiuso il canale, un casino, perché quello ha mandato le foto del Bordello. cazzo nella chat, ha mandato malware in chat. No, vabbè, ma lui sa come deve comportarsi. Ma tu l'hai visto, Yalo, sì, ma Più o quello meno. è un Pirloz. Forse. Dove cazzo abbiamo andato, zio? Aspetta. No, mo sto Devi tornando uscire. nella zona vecchia tramite la scorciatoia che c'era lì, altrimenti non potevo tornare indietro di qua. Comunque, di qua è dove eravamo prima. Quindi noi da qui Quello non sa adesso- assolutamente come si comportano gli umani. Eh sì, perché è un rettiliano sostanzialmente quello. Oh, merda. Attenta che c'è Franco Pini, attento a tutto. Ma se ci pensi, zio, lei si chiama Chris e ha detto oh merda. Se leggi tutto insieme è Chris o merda. Va bene, informazione E questo è una dettaglio. bestemmia. Va bene. A me viene da piangere si sposa Dua Lipa, Regan, non ti preoccupare, faremo fuori il marito. No, No, Stai per bene? dire, no. per dire. Oh, eccoli qua. Robert ha un kit medico in borsa. Oddio, passava pure in Italia, Regan, dobbiamo per forza farlo fuori, per ammazzarlo. No, Dobbiamo farlo. fermi. Facciamo un 1v1 su Già COD. abbiamo il killer sul gioco. Ho capito, Grazie, io Doc. voglio. Ma io ho sempre sognato di essere un serial killer quando ero piccolo. Ma questa è una tua scelta di vita, è Ma un'altra che ti è storia. successo? Ah, sapessi. Lui ha provato. Niente, Mi ha salvato. In realtà no. Fratello. In realtà non ha fatto un cazzo perché è stato ucciso subito. Lascia Tu sei stare, finita ci ha nel provato. Robert. No, abbiamo trovato il rifugio di Stone e tutte queste prove. È andato da suo padre. Ok. Regan, Parleremo più no, tardi. se le Adesso facciamo dobbiamo fuori il No, marito, se- le no, chance non si fa aumentano. fuori nessuno. Come si esce? Vabbè, Regan, lo parliamo in privato. Ecco il tombino per uscire. Madonna. Se ci va bene, troveremo un accesso da questa camera. Qualcosa di Arriva. brutto. Mentre tu fai, io mi vado a prendere il ghiacciolo. Vai. Cambio ghiacciolo. Switch. Che c'è? Che vedi? Io non vedo niente. Non vuol dire che non c'è?
proprio quando iniziavo a capirci qualcosa. Perdersi qua è come tuffarsi in un tritacarne. Bello. Sì, Regan, nulla. scioppateli perché Pensavo sono solo che omicidiali, se Polaretti. qualcuno mi chiedesse di Prendili a spiegare pesca, cosa è Regan. successo, Prendili a pesca. Mamma mia, Regan. saprei da dove iniziare. Questa notte continua senza sosta, continua. Già. Sai cosa? Siamo qui da ore e sembrava tutto normale. Beh, Hai capito? Tutto è andato storto una volta apparso lo sceriffo. non puoi dire per certo che sia colpa sua. E tu sei certa? E ora che facciamo? Direi che c'è una sola opzione. Ovvero? Levarci dal cazzo alla velocità della luce. Sì, ma Linda. Boh. Magari la incontreremo per strada. Allora, Che è successo con la ragazzina? Chi? La ragazza nel sarcofago. Io ne so più o meno quanto te. Lei conosce mia madre, ma non ha senso. Nulla ha più senso qui. Volevo parlare un po' con lei. Spero almeno che sia tornata dove stava cercando di tornare. niente. Fermo. Quel letto mi tenta e non poco, non mento. Sembra uno di quei letti che usano per sacrificare le vergini negli horror di una volta. Dice che Augustin ci ha tirati qui. Per poter sacrificare uno di noi. Beh, c'è un modo per essere salvi. Bah, che schifo! Vabbè, qui c'è un... Senza sta lanciando, sì, sì, sì. Assolutamente, che non sei a... Qui dietro a me mi sa di passaggio che si apre, Regan, onestamente. Però... Allora, vediamo che c'è nel mentre che torna Ensol. Ok. Cimeli di vittime passate che possono diventare talismani protettivi per chi li indossa. Cos'è? Un ciondolo. C'era una foto in quel libro, Gianmarco, spiegava dobbiamo che chiamare avrebbe l'avvocato. offerto una specie di protezione. No. Non credevo fosse Quello che hai vero. preso tu a pesca Ah. era l'ultimo. Già. Beh, E sono posso rimasti tenerlo io? soltanto... Magari. No, scavando e Intendi che vedendo sono magari rimasti quelli a funziona? Coca-Cola e al cocco che a me Sì. non piacciono. Ah, shit. Io l'ho già rischiato oggi. Problema legale questo. Sì. No, vabbè, non conosce i miei gusti, quindi ci posso Che però... cazzo adesso, ma mangiati la cola e vaffanculo. Ho dovuto bere 3 bicchieri di latte per compensare un po'. Madonna del signore. C'è la miseria. Allora, è successo bordello oggi. Che è successo? Allora, sono riuscito ad aprire una delle porte che prima era chiusa. Ok. Stanza da letto. C'è un carillon che dobbiamo trovare una chiave e abbiamo trovato uno di quei cimeli protettivi di cui ci avevano parlato. Ok. E ce lo stiamo inculando. L'ho trovato io, quindi per l'antica legge del chi prima arriva, l'ho trovato io e perciò ora è mio. Per te il ciondolo che avevi trovato. Oggi questo ha detto antico cimelio protettivo, io me lo tengo. Scusatemi. Serve una chiave per sto coso. Sembra una noia, ma Come si mai chiama? giudicare un libro dalla copertina. Ora. Significati nascosti, ok. Cioè, molto dure gioco.
Oh, attenzione. Ehi là. Chiavolo, però c'è anche la Ora non sembra pagina. più una noia. Mm. Ok. Porta inferno, sembra che stia cercando. Non tanto confortante. Finito? Non vai Sì, più? di solito sono sempre solo 2 pagine alla fine. Più che altro no, esce e prendi la chiave da terra a Sì. questo punto. History of other hundreds. Ok. Sacrifici di sangue dedicati agli dei antichi apriranno un portale per il... Per il loro dio. dovrebbe Ok. essere. No. No, c'è sempre solo un oggetto quando entri Ah, nella ma fango. No, perché. No. No, ma devi aprire per forza e poi devi fare esci. Ma che merda di gioco. Fammi uscire. Posa sto schifo. Che qua dietro, cioè, palesemente. Un cutscene. No, aspetta. No, già, ma se c'era qualcosa di No, interagibile l'avevo già visto, avevo appariva. fatto vedere a Reagan dove sta. Non è che era il libro sul tavolo e vi siete No, confusi? niente, no, ma non era era una cosa che qua sembrava che si aprisse. Magari usa la chiave, si aprirà adesso. Magari. Levati stronzo. No, non si leva. Uso oggetto. Ma c'ha dei coltelli da Sì. lancio in mano. Proprio per conciliare il sonno. Ecco qua. Ho detto che era una porta. Ah. Wow, guarda, numero 1. Però mo mi sta No, venendo. saranno forse extra. No, vedi. Ma certo, un passaggio segreto. Perché no? Ma stai andando proprio da Satana in persona. Cioè, Anche la telecamera è preoccupata, Gianmarco. Dove sei? Ok, sei ad un altro piano. No. Pippe e anche Baude. C'è qualcosa qua sul tavolo. Sono la dottoressa Lieber. Sto svolgendo la 5ª sessione psichiatrica con il Ok. paziente Frank Stone come stabilito dal tribunale. 28 marzo 1961. Aspetta, Ho sentito che la 1961? settimana dopo la nostra Sono ultima passati chiacchierata è più stata di dura 60 per anni. Frank. Un'aggressione a un essere. Oppure potremmo ricavarne qualcosa. Dimmi, non hai mai avuto la sensazione di avere un qualche tipo di vocazione? Questo tuo istinto di infliggere dolore ad altri, di punirli. Lo stava proprio Credi pilotando. sia del tutto sbagliato. Il fulcro di queste sessioni riguarda il sapersi assumere la responsabilità, Frank. E non parlo solo del passato, ma anche del tuo futuro. Esatto. Hai un futuro. E potrebbe essere sconfinato. Devi solo fidarti di me. Ecco come è stato spinto poi a fare certe cose. Ok, a posto. Dottoressa Libera aveva un forte ascendente psicologico su Frank Stone. No, sempre così. Stiamo vedendo un pochino ovunque. Magari qualche scena che ci siamo persi. No. Un puto. I gemelli sono I gemelli. inquietanti. Un legame È un dato di corroborato fatto. dall'odio. Ok. Questi li abbiamo già quasi presi tutti. Facci di tua sorella. ma dove cazzo sto? Lo zii dovrebbe stare a terra. Lo zii, c'hai baby demonietto che ti insegue all'improvviso. Attenzione. No, non lo potevi far vedere. Fruzz, palle. Oh, un Frozel. Pugnale sacrificale. Lottando contro l'oscurità ne sento i ganci che mi strattonano sempre più nell'abisso.
Ok, no, era solo l'oggettino qui e poi si va dall'altro lato avanti. Aspetta, lì avevamo visto cos'era lì sopra. Ah no, sì, era questo qua, scusa. Anche a voi. Aspetta, però, non stava nel mio dubbio. Il piano di sopra, le zone dall'altra parte. Tanto ci si può muovere. Ma è sempre la stessa zona questa qua. Peccato, speravo sempre di trovarci qualcosa qua. Allora niente, da qua veniamo. Andare giù. Se un attimo la Sì, telecamera. Ok, una stanza di contenimento. Soggiorno. Devi capire che... E perché? Neanche ti conosco. Linda! Oh, che bello, stai bene? Non capisco cosa è successo. Ho trovato una stanza assurda e da nulla è sbucata fuori una ragazza. Maddie, senti. Questo non è il Sam Green che conoscevo. È un impostore. Non possiamo fidarci. Lo ammetto. Tra noi ci sono tempo, distanza e molto più di quanto immagini. Minchia, mi Ma sto troppo chiunque io rilassato, sia mi sto per te, proprio... Puoi fidarti. Ah, Devi. Dammi una sola ragione. devi, aspetta, Tu ma... hai visto il suo archivio. Non raccoglie solo ogni parte del film che hai fatto. Del film raccoglie ogni parte che sarebbe mai potuta potenzialmente esistere. Ma che diavolo vuol dire? Gianmarco. Che piaccia oppure no, è la verità. Il problema è più grosso del previsto, è che non è solo una cosa qui noi. Una cosa lì, tutti. Di tutti noi e con voi e tutti quanti insieme c'è un attimo un problema grosso. Probabilmente non l'avrei mai detto un'ora fa, ma dopo quello che ho appena visto, credo Sam abbia ragione. Augustin ci sta mentendo. Qualunque cosa trami è davvero troppo sopra di noi. Dovevi vedere questa stanza, la ragazza. Non mi fido di Augustin, però di quest'uomo ancora meno. Almeno chiunque lei sia non finge di essere qualcuno del tuo passato. Lantul. Oh, grandioso dalla padella. Non sopporto più quello che succede. Per me dobbiamo levarci dalle palle. No, il problema è che voi non potete uscire da qua dentro. Ecco, Voi non uscirete più. punto. Murder Mill. Eccolo qua. È questo il film che hai fatto? Sì, lo è. Ci ha avviato Hai il la tua parte proiettore del lì. film? Agostino. Dammela. Maddie, Io devo vedere il film vero. cosa? Dov'è? All'ingresso. No, era proprio qui dentro. Siete inculate, sì. Se li è Tu hai presi la tutti. tua- Wow. Quindi, mostramelo. Mostra cosa hai preso a mio figlio. Io non posso. Ma come non puoi? Io. Ecco. Io Non ce l'ha più. ho fatto un patto con Augustin. Figlio di Bottan. A posto. È stato prima che arrivassero altri. E io l'ho fatto così.
Gianmarco, vai a sentimento. Vai dove ti porta il cuore. Senti, vaffanculo, tu mi stai proprio sulle palle. Carogna, merda. Vai tranquillo. Ti fai gli accordi alle spalle, fai bastardo. Questo è tosto comunque. Ma pure gli occhi gialli un po' strani, particolare. Sta pensando. Metto di merda! 1, 2 e 3. Carogna schifosa, ci hai mentito dal primo istante che siamo qui. Non fare così, nulla di personale. Ah, Harry incredibile, Osborn. cazzo. Ma neanche vi conosco. Beh, Augustin mi ha pagato un piccolo extra per farvi compagnia. Ehi, Giustamente. hai ciò che vuoi? Finito sto gioco di merda? Se aveva tutte le parti del film da sempre, perché ci tiene qui? Bro, perché dobbiamo essere Voi servite a sacrificati, qualcosa? Cambio? Il gioco ha deciso così, Gianmarco. Forse dovevamo invertire i personaggi oggi, non lo so. Mangia acchiappati le protagoniste praticamente. 1980. Predator. Eccolo qua. Oh no. Mamma mia. Vai frame, fatecela. Diciamo così super più. L'avevo fatto bene, credo. Credo pure io, sì. Ok, no, l'hai fatto bene. Te potevo ammazzare RPG. No, attenzione. Ma la Ora. stessa scena ha fatto, scusa. No, dove vai? Diciamo. Non sto muovendo niente, io l'ho detto. No, mi sta sul gancio. Non mi ha fatto fare niente. Però la pizza era brutta lei. No, lei è morta in questa Ma lei non realtà dovrebbe qua. morire qua. In questa realtà qui, e che ne sai tu? Hai ragione. È crashato il gioco. Ragazzi, questa è la fine di Casting of Frank Stone. Vediamo almeno dove si è salvato. Mannaggia la colonna, mannaggia. È stato Si sarà talmente salvato? potente. Vabbè, al massimo penso si fa dall'ultimo switch qua. Quindi è... Allora, aspetta, dammi il spara pad. il coso, ti. Allora, un attimo che Bellissimo. controlliamo. Ok. Bellissimo. Sì, è stato proprio... Si è calcolato i tempi alla perfezione. Vediamo. È zona nuova questo. Ah, oh. Quindi era finita là la Era scena. finita là la scena e poi toccava qua. Si è salvato all'inizio della Va successiva. bene, ok. Mamma! Non è la tua. Non è andata così. Tu ancora devi capire? Non guardate. Cerchiamo di essere gentili con la figlia almeno. Non ha retto il plot twist esatto, che ne è esploso proprio per troppo plot. Non guardare. Ferma, Maddie, non guardare. Ok, ha apprezzato pure bene così. Io
credo sia arrivato il momento di andare via. Eccolo qua. Non vai via. Non hai capito. Eccola qua. Ma che fai? Ti giri un'altra volta e poi fai no! Ma È scusami. molto disturbante come film. Vabbè. Questo è il figlio. Sì. No. Boh. Sono uguali. Ah. Allora, siamo tornati all'acciaieria. Eravamo nell'officina. Ok. È lì che abbiamo scoperto come entrare nel nascondiglio di Frank e... Sento. quello era... Lo so. Sento. Senti che meraviglia. Mamma mia. Non si state accorti che Ah, resta qui finché non torno. Hai capito? Papà, No, lo zio. Quindi lui potrebbe essere anche morto, magari, per quanto ne sa quello vero. Tende da sta realtà, sì. Mannaggia. No. Sono Sim. Vado nella strada della fornace. Passo. Allora, vediamo un po'. Prova gli adolescenti. Lui dice di andare di là. Quindi andiamo dall'altra parte. Oddio. Non c'erano Ah. altre cose. Sono arrivato troppo. no! Papà, sono io. Cazzo! Grazie di essere rimasti in Ti ho auto, detto- Pa, che è successo? Ehi, fammi venire con te. Ti devo aiutare. No, Robert. Per te è troppo pericoloso. Non te lo permetterò. Scusa. Ma papà, è colpa mia. Li ho fatti entrare io. Io! Se non mi ascolti, non posso proteggerti. E ho paura che non mi ascolterai. Scusa. No. Scusa tu. Attenzione, oggi c'è una sfida di C'è un caratteri. raduno, sì. E quindi Andiamo no? pure con l'orario. Siamo un po' prima stasera che ci prepariamo per domani. Ok, trova Chris e Linda. Allora, per stasera stacchiamo qui. Io e Gianmarco adesso ci godiamo un po' alcune cosine che avevamo in sospeso e ci vediamo domani. Io stacco un po' prima stasera perché domani per cose importanti di lavoro mi devo alzare presto, quindi belli carichi, così portiamo tutto a compimento. Se Protolo non ci mette le cornecchie sotto. Ragazzuli belli, buonanotte a tutti. Buonanotte. A domani.ありがとう笑顔で終わろうこの時間明日もまた会えるよ期待してチャットの波に乗って笑いこお茶目な言葉が飛び交うよ一緒に笑いを夜肌終わらない港の向こうのに君手を振り良い子でいて